siamo a Formaggio in Villa, a Santa Maria di Sala, per un excursus dei formaggi migliori che l'Italia ci offre. Non poteva mancare Amatrice naturalmente. A parlarci di questi prodotti tipici di Amatrice con noi il signor Pietro Pinelli. Benvenuto su HTO. Buongiorno, benvenuto, grazie per avermi scelto. Insomma, io sono un venditore per Amatrice, per caseificio storico di Amatrice dei fratelli Petrucci, che loro hanno ripreso un vecchio caseificio, l'hanno rimodernizzato e fanno i prodotti amatriciani doc. Allora, ci spieghi un po' quali sono questi prodotti amatriciani doc? Ne vedo tantissimi qui. Allora, qui abbiamo un Gorzano amatriciano e un Madrù, che sono i due formaggi che vanno bene per l'amatriciana, la famosa amatriciana, o per la grigia, che è uguale, solo che la grigia è bianca e l'amatriciana è rossa. Poi ci sta il giunco, che hanno ripreso delle fruscelle vecchie, dove i pastori prima usavano è un'erba, e loro la essiccavano e la lavoravano a mano, e loro l'hanno ripreso, e in quei giunghi viene un sapore diverso dalla plastica o dall'acciaio inox. Poi abbiamo il provolone mandarone, uno stravecchio amatriciano, che viene invecchiato in grotta insieme ai pecorini. Poi abbiamo l'amatriciano, un semistagionato molto buono, di pasta fragrante, e si mangia 3 mesi, 2-3 mesi. Poi abbiamo il pecorino di Amatrice, uno dei formaggi che è andato in finale qui a Formaggio in Villa, che è molto buono, è un semistagionato. Poi abbiamo il cardito, che è un formaggio misto, abbiamo la caciotta amatriciana solo mucca, e abbiamo l'unica del gregge solo capra biologica. Addirittura biologica. Qual è la differenza tra il formaggio normale e quello biologico? Allora, il formaggio normale è il formaggio e latte di raccolta, il biologico invece è una cosa, è un gregge che non ha nessuno, cioè mangia solo quel tipo di erba e solo quei tipi di cereali che sono biologici. Capito. Allora, io adesso le faccio una domanda un po' particolare, nel senso, tra tutti questi, quali consiglierebbe ai nostri spettatori? Allora, io non posso fare, perché io ho un gusto, gli altri spettatori hanno un altro, però per me Quello che è più... il più che mi piace di più è il Gorzano, che colgo l'occasione per farglielo assaggiare, ok? Buonissimo, provalo. Per me, però sono buonissimi. molto buono. Pecorino. Sì, pecorino per fare la matriciana, è il Gorzano. Si sente proprio la pecora, finalmente si sente la pecora, perché non sono come prodotti, mi dispiace doverlo dire, che acquistiamo al supermercato. Questi sono proprio prodotti fatti con latte di pecora e si sente la differenza. Sì.